Pensavo. Dunque, tornamos a andare in poche parole su che noi siamo a bordo, un resumio. Tanto ho visto, siamo di, il Susardo è una lingua neolatina, che si è sviluppata autonomamente, partendo sul latino, que tem de piecinhos tretos, todos uso, particulares próprios, uno. E ho visto Galincuno, come si fa su tempo benidore, come o futuro, che non tieni su passato remoto, che fa su plurale ponendoci una S, che questo articolo è sussa e non lolla, come in altre lingue, che vuole di una preposizione a quando va sul complemento oggetto, ha visto a Freddy Du, ha visto a Marietta, ha visto a Giovannico, e tanto che hanno tenis i avverbi con mente, brevemente, lentamente, come nella lingua, se italiano su francese, busca tutto. E tanto ho visto chi fa l'imprego del suo gerundio in maniera più ampia dell'italiano e in maniera diversa. Se io vendi o se io studenti, non scetti in questo momento se io studenti, ma chi se io studenti, ecco. Marca seguito le stazioni, a cominciare comincia a dire il vento, ma sigue di burro, noi che cominciamo a scetti e si prima di Gunis. Mi via fizza ai dimentichendi, di scarscendi, che altro dretto si vuole andare, perché tutto dessa sintassi. Nel sardo, lo sceus tutto che noi sardos si marcano tra i altri, come ischinanta venuto sei, bene usesi, andando usesi, con questa inversione, come si vuole dire, tornando a simbessi, sul verbo ausiliare, essere avere, e sul participio passato sul gerundio. Questo si aumenta in tempo andato, in tempo passato, a bisogno fai parte di un fenomeno umano che è gusto di iniziare questa brasia con una parola, un elemento, un arrogo, che non è nessuno di suo proprio. Se io posso dire Cicito mi bene a domo, o no, magari non è esempio più bello, una da Sebino se buffava Cicito, che non è solo di su Cicito se buffava una da Sebino, ma faccio gusto, e a domo mi dà bene il gusto, e questa macchina nuova si comprava, o questa camisa si bruttava, cioè a iniziare questa frase con un elemento, un sintagma, come si chiama da noi, che si vuole ponere in evidenza, a fuoco si vuole dire a fuoco, che non brucia, se vuole dire a fuoco è brucia, in italiano no. Mettere a fuoco, pone in evidenza, pone in importanza un elemento che in italiano doveva essere tutto, ma scetti di dare in meta, se è fra di due può visto e non a quest'altro, e non solo di due. E ne sardo no, è come ti dico, una passillata si vede in casa, questa macchina nostra comprare gusto, si crede. Ecco, iniziare questa frase con un elemento da ponere in evidenza, da ponere in importanza. E assando su gusto come si narra, inversione, ma non è solo inversione, fatto A è venuto 6, fatto A, beniusesi, benindesesi, è un esempio del suo proprio fenomeno che si è una
si pone in evidenza su participio passato e appusti poderosus ausiliari. Non è tutto questo tratto, non è che qualcuno è scetti del susardo, o casi. Io ho visto del suo sistema vocalico, sa consonante doppia, sa geminate, come si narra, come si narra. Altri punti comparazioni con altre lingue, ma come ti sapete una altra volta, come ti vesti arroghedendo di un mosaico, assando mancai, qualcuno arroghedendo, non è scelto su nostro, ma su un mosaico che di essidi è originale. Questo può dare, tornare conto in poche parole, è buona parte di cui abbiamo altra volta. Io ho visto che Susardo, e di gusto ha provato qualcuna fotocopia, imprea, che sa Sardigna, imprea sa lingua volgare, come si narra, no? sa lingua sua, Susardo, da tempos med antigos, in documentos, podemos dire de certa maniera, ufficiali, carta dei giudici, condagisi, che è una cosa un po' strana, si da voler confronta con su che succedia, acontecia in altre lingue. Che su volgare, la lingua noa, che bessiede sul latino, pro su ufficialità, e Filisteti è imparata prosattato. A volte è del mezzo secolo prosattato. Mentre che Susardo, impara la Sardegna, imparata i quattro regni, i quattro giuigaus, imparata Susardo, già da tempo antico, meda. Noi altri sono di esempio partendo sul secolo XI, 1070, 1080, 1090, questo sapete sa cabo di questo secolo XI. Meda linguista, filologo, studioso, si volti dimandare commentavia chi questo fatto, un vago strangio, e qualcuno ha annato che questo dipendia da commente, da conseguenze del suo fatto che i sardi che viano separati, estesiati dalla saladinità, non riuscivano a tradurre sul latino e quando si vuole vostro è scritto, rendi in contatto con l'Italia, lo scritto, ma pizza con la Francia e con l'Europa, l'unica lingua che potevano imparare fia su sardo. Ma se ci pensiamo, questo gli abollinai che prodotto questo tempo in Sardegna non si scrive, fino al XI secolo, dalla derrota da Roma sul secolo XI, in Sardegna siamo diventati da tempo in tempo ignoranti, abbiamo scariscio di come si scrive, e quando si apposta sapretto di scrivere, insando sull'unica maniera e sull'unica lingua che potevano comprendere, fia su sardo. Ma è un conto che non tiene. Poi da una banda è vero già che i sardi o i documenti sardi cominciano a comparire quando la Sardegna torna a si allongiare con il resto del mondo, e con su Pisa, Genova, Italia, tutto, da una banda, ma d'altra banda ci punti altre cose, elementi, che si va a pensare d'altra maniera. Per esempio, Giapponese state volta, e questo i sardi parte a scrivere il canto d'oro con l'Italia è uno dei documenti scritti, narra documenti, condagi o condaghe,
Questa è la parola greca. Dei cartas e documentos è scritto in sardueia, ma con l'alfabeto greco. Su formulario, me la portas è questo di tipo bizantino, greco. Questo vai a pensare a me, io non scelto a me, che in Sardegna si scrive innanzi di questo secolo, non c'è stato tutto, se ne perde cosa. E si pensa pure in questo documento su tutti i beni su a noi, ad altri in maniera casuale. Me la sfrutti noi in Sardegna, ma in Foras. Questa carta, questo papiro, questa carta scritta con l'alfabeto greco, questa a Marsiglia, per esempio. Altri avuti in Genova, altri in Pisa, e altri sono giocati in Sardegna, ma grazie a Dio sul secolo passato. Uno su un banchetto dei regatteri. Un altro è scomparso dall'archivio, tornava in Salighiera, come le bestie dell'archivio dello Scioso. Ecco, un altro gondaggio dove tenevo scetti nella traduzione spagnola, dei 3-4 secoli appusti, secondario di San Michele di San Venor. Dunque, casuale, me la porta. Questo si può fare comprendere che le scritture più antiche ancora ci vogliano assistenza, ma Dio sperde. Nulla nos impedi di pensare una cosa aici. Mi vai a pensare appunto che questo entra in una politica linguistica differente che tenia Bisanzio, Costantinopoli, in confronto a Sada Roma. Mentre Roma che ha perduto l'unità politica, sprazzendosi in Medarrennos, ma con suo Papa che voleva tenere una unità culturale, religiosa, sul latino come lingua de totus, e l'impero d'Oriente, di Costantinopoli, via Simbessi, non ci via da Papa, o ci via da ma via di Stesiao, a mantenere l'unità politica, come da lo tempus, ma non ha da o non sempre a non fiera aici i voti, sa maniera di impone una lingua scelta come lingua ufficiale e sino che la saravai, ma su manco come si può dire, tollerava chi si potesse descrivere finza in lingua non ufficiale, in lingua volgare, in altre lingue, quindi sicuramente la Sardegna fia bizantina, potevo finza pensare, io provai a pensare, a ipotizzare, che la Sardegna bizantina divia permesso, tollerato, di imparare su sardo come lingua ufficiale. E dunque a noi è stato strano, si deve pensare in questo ingiro di politica culturale e politica linguistica. Si pensava a Sardegna come via e non come più terra d'Oriente, magari non dovessi geograficamente, che non terra d'Occidente. Questo è in poche parole su Ghiosdau, Satradi. E poi ha portato delle fotocopie per si voleva ibire i testi, una cacchi esempio di una gondaglia, stesso gondaglia di Santa Maria de Bonarcados, due schedas, Arcado Bonarcado già scesi noi non mera atteso di Aristanisi, asulta di Santo Lussurgio, vivia da un monastero, vicino a Seneca, sì. Sì, nel Montiferro, insomma, sa partire lo sbascia sul Montiferro, tra Milis e Santo Lussurgio. Vivia da un monastero del Camaldolesos e commenti di tutti i monasteri iscritti sui scondaggi, sui scondaghi, come meglio Dunai. E noi spriorisi barcanta sa vita economica, per un'altra volta, del suo monastero. Italiata comprare, italiata vendio, italiata di più donaio l'assai. Ci viene a vinza marcauso e registrauso
is certus, sos schertos, come si narra in Sandus, sos certus, ma certus non a buciconisi o a scaffiotus, a bussinadas, ma certus è innanzi a un giudice, innanzi a giustizia. Poi da certus, commenti a cabanta, o perdianta o guadagnanta, gusto cussate. Fonti marca usciti ischi binciante, ischi verdiante o civiante, non fonti mai registrato. A sobruso ci agattai questo che accabanta pari a pari, in pareggio. E noi poi legendi cominciamo con uno, voi usabissi c'è tempo di seguire usato, vi uso come via la lingua antica, ma non è poi mera diversa da questa di oggi, esabi vosaltros pure, non è proprio sa proprio cosa, ma insomma si vuole arrivare a comprendere. Ci sono parole particolari o significati particolari della lingua parola, ma insomma non è istesiata, aici atteso della lingua di oggi. Ma punti importanti, si vince di altro punto, di altra maniera di dire. Per esempio, partendo dagli scondaggi, potevo in alcuna maniera tornare a fare, tornare a bere, non ha questa storia della Sardegna antica e medievale, ma, come si chiama in italiano, squarci, arrogus, furungones, de vita passata. Non scetti gusto, ma calcuna scheda, me la scheda sono tutti strolli, non ci interessa, sono tutti meno, non paga manco bellas deligi, tutti a poco comprato quattro casos e manti donano in cambio tre brevesi. Importante, ma mancai voi economista, riusciti a tubaliare su gas e a tubaliare brevesi, a quest'epoca, ma poi si spaziare in altri tutto, non vagando, ci ne avuti calincuna chiedendo di un andongio narrativo, potevo dire, sì, un andongio narrativo, una maniera di scrivere che fu contingendo, ma contingendo berusu finché accanto è beru gusto. E stava lì sempre ai spiccinos mius, ai spicciocos mius in scuola, che appunto degusta che dentro questo andongio narrativo, e un casavo dei sbirri, commenti via a certe istituzioni medievali, e commenti via la lingua antica, sul Medioevo, sul XII secolo, sul secolo XII, XII secolo, e si voleva spaziare in Rausaici, insomma, a seguire un conto di cosa acontece, noi altri pensiamo sapere, ma sapannai che in questo ben finza sfaula, e usa bere volete. Potete leggere? Potete seguire questa fotocopia che sta donato. Ecco Gregorio Priore de Bonarcado, faccio ricordazione di Chertu, che feghi mego guantine marchi. Chertai mego darando, Chertu con suo priore per 30 vorcoso, che prestai patrimonio a Santa Maria in suo tempo del dono domestico chi me li torraret. E tego, narreidi, patretose per Santa Maria de Bonarcado voidi, e bindi che hanno sostenuti in logodore e perti sul servizio del Santa Santa Maria che li dettava di servire. E per questo servizio che perdit, li levait questo porcos pro che carta scommo. E stava da tradurre, lo comprendete o no? No. Me l'ha atteso. È il suo dialetto del suo Monteverro di oggi, uso manco, sarborense, che non è sul de Aristanisi però, è su della provincia di Aristanisi, ma a Suba di Aristanisi, su Monteferro, no? Su Monteferro, Glarza, Abasanta, Sedilo. Io Gregorio Priore di Bonarcado lo traduco in italiano, che traduce su sardo in sardo. Mi pare una cosa. Io Gregorio Priore di Bonarcado faccio memoria, registro memoria
della lite giudiziaria del processo che mi mosse Gantini e Marchi. Mi citò in giudizio Chertari, cioè litigò con me, cioè mi chiamò in giudizio, litigando ovviamente, Megus con me, dicendo cito in giudizio il priore per 30 porci che mio padre prestò a Santa Maria al tempo di donno domestico, donno era la fiso titolo che si donata a persona mannasa, l'importanza sociale, e questo via su priori, a donno domestico perché me li restituisca, che me li torrete. Ed io, priore di Bonarcado, gli dissi, tuo padre era, o meglio dire, lasciamo la sintassi come è stato, tuo padre servo di Santa Maria di Bonarcado era. Avete visto il fenomeno che vi ho detto prima, no? Appunto quello di mettere in evidenza figlio di servo di Santa Maria di Bonarcado era, sardo, schietto, vedete che la sintassi era ieri come oggi, e 15 anni se ne stette in Logudoro e perse il servizio della casa di Santa Maria che gli spettava di servire. Quindi il padre appunto, aveva prestato dei porci a Santa Maria, il figlio li richiede, ma loro gli dicono, tuo padre anziché stare a servizio, sei imboscato. Il Logudoro, il confine fra Logudoro e fra il giudicato del Logudoro e il giudicato di Arborea era lì proprio non lontano da Bonarcado, quindi i pastori si muovono e si spostano, anche se erano servi, e quindi quello ha passato il confine e si è imboscato. Per contaiti dono Barusone Spano, che area Sagorona sutta giudica de Gallure, potestando i settando sa terra d'Arborea pro giustizia, si erat in podestade del suo donno levare del suo vato del suo serbo. Accordaronsi sos omines de Agorona, che era ragione, e quando placchia su donno in torto e in diritto, levare dessa causa del suo serbo e usato dessa terra d'Arborea erat. Remanzi sinde, Guantine e Marchi, pro Bichido. Chiese Don Barusone Spano che reggeva, cioè che presiedeva la corona nella Sardegna medievale era il tribunale, perché i giurati si sedevano in cerchio, e quindi come una corona, come un po' fanno ancora oggi quando si riuniscono i vecchius in mannus, per tornare a paesi contus e certus. Dunque domandò per preguntaite, Don Barusone Spano, che presiedeva il tribunale, l'assise, sotto il giudice di Gallura, vi spiego poi perché il giudice di Gallura si chiama in Arborea, governando egli, questo giudice di Gallura, allora la terra d'Arborea per giustizia. Chiese, per contaite, se era in potestà del padrone, del signore, levare, portar via, da suvatu qua indica la proprietà, ciò che uno aveva, se era in potestà del padrone, del signore, levare, prelevare dalla proprietà del servo. Si accordarono gli uomini della corona, cioè i giurati, che era ragione, se piaceva, qualora piacesse al signore, sia in torto sia in diritto, di portar via dalla roba del servo, ed era usato, cioè era costume, era costumanza della terra d'Arborea. Biesi moi, cantas cosas podeus conosci, leggendi, questa riga scelti. Per esempio, che uno meri, su donno, podia vigai su Gioliada dessa proprietà del suo serbo in torto o in diritto, di Bragiada, e si davigada, si davinnicada, tutto canto. E su serbo de piava regitio. Però bolinai, questo burro, che uno serbo podia tenere qualunque cosa di su vatto su, pego su uso, breve su uso, rocco su uso. O mancai qualche soldedo, difficile soldedo, una bigia, la bingigedda, come te ligeos in altre schedas. Uno serbo podia tenere un patrimonio pittichedo, mancai, una domo, una bigia, brevese o
animali, case, gai seguindi, seguindi, ma su meri, podia piegai, su Gioliada, bastava che ti bregessidi, o in torto o in diritto. E ci tiu de pieda varrai. Poi torna questo Zeus in Arborea e dice, su taiudica de gallure, noi sceus, di altre cose, di altre fonti, come in italiano, che in questo periodo sul giudice de Castello ha fatto Bardana sul giudicato di Arborea, ha posto in prigione su Iscamo, su Vescovo, e divia successo così un agio di tutto via gettato a pari sul giudicato, confusione, e tanto si vianta i cash con su Papa Vinces, e in questa situazione fia su giudici de Gallura a governare in sinteri sul giudicato di Arborea. Per questo dice narra che protestando tando spano che arrea sa corona su taiudica de Gallure. E dunque questo che si riescia che a dire rai, però così 30 ore su babba gli prestato, superiore a Dao, e questo si sta andando, Tebolidi, e in pruso beste su Vato, che su Meri, poi di piegare su Giolidi e su Servusu. E remette sin dei Gantine Marchi provinchi. Se ne rimase Gavino Marchi, quello che aveva mosso la causa, come vinto. Se ne stette zitto e vinto. Pigliato questo chierto, che effetti Gunnari Ienna, ragione della gamma dei giudici a Gantine Marchi, che avvia tapita maggiore. Minimaiti che non potuit ragione tornare, siccoli che reatisse. Le varonili sa causa sua, scusa causa dei suoi giudici, e voleando tenerlo per sa persone. Spigliato, risolto, portato a termine questa lite, questa causa, diremmo oggi, volle Gunnari Ienna ragione, chiese conto, Gunnari Ienna, della sagama e del gregge, del branco, gli animali ben inteso, del giudice a Guantine Marchi. Questo Gunnari Ienna, che poi vediamo è un funzionario giudicale, chiese conto a Guantine Marchi, sempre a quello che aveva mosso causa, della gamma del branco del giudice che aveva avuto da tenere in cura, maiore su maiore era uno che aveva cura nel linguaggio medievale di una qualche ufficio che il giudice gli dava. Minimite. Minimare vuol dire venne meno, se ne stesse del gregge, del branco, del sussudallo, come ti del giudice che aveva avuto, a cui lui era preposto, che lui doveva avere in cura. Minimite venne meno, in giudizio naturalmente, perché non poté rendere conto, tornare ragione, così come gli domandava lui, questo Ienna, questo Gunnari Ienna. Gli levarono le cose sue, cioè la sua proprietà, e insieme, cioè qua si tratta degli animali, le cose che appartenevano al giudice e lo volevano arrestare, tenere, nel senso sardo, l'hanno dentro, la giustizia l'attento, poi l'hanno arrestato, e volevano arrestarlo, cioè tenerlo per la persona, cioè arrestarlo fisicamente.